Mister, allora come valutiamo questo test contro il Montello? È stato un buon test perché abbiamo messo minuti nelle gambe di qualche giocatore, è stato fatto apposta fra oggi col Montello e domenica col Venezia per cercare di mettere dentro più minuti nelle gambe. Poi è chiaro che i carichi contano, il caldo c'è, però insomma dai, lo ritengo comunque un buon test. Visto qualche miglioramento rispetto? Sì, dobbiamo crescere ancora, è normale, sì. Però ho visto un miglioramento nelle distanze, anche se poi l'avversario era diverso dal Lignano, insomma, quindi abbiamo trovato una squadra che ti chiudeva gli spazi e magari abbiamo fatto qualche difficoltà a trovare gli spazi, ma insomma quello è un aspetto sul quale stiamo lavorando e dobbiamo migliorare sicuramente. Con formazioni che si chiudono cosa dovete fare? Qual è la sua idea? Con formazioni che in generale si chiuderanno, qual è la sua idea? Fare quello che abbiamo fatto in parte nella seconda parte del secondo tempo, cioè cercare di muovere la palla veloce per andare sugli esterni e crossare. Non hai grandi alternative proprio perché ti chiudono tutti gli spazi dentro e quindi è più difficile magari trovare delle imbucate, dei filtranti. Però insomma sono tutte esperienze che servono, sono tutte partite, è tutto utile, ci ritroveremo poi alla fine con qualcosa su cui lavorare, su cui crescere, insomma, quindi questo è importante. Hai dato un minutaggio ai giovani davanti? Ho dato un po' di minutaggio ad alcuni in più, gli altri lo faranno domenica, quindi... Si sono mossi bene, mi pare, no? Sì, dai, poi ripeto, stiamo lavorando, c'è da crescere, però l'importante ci stanno provando e quello è quello che mi interessa di più. Munaretto, Scotto e... Jason, Scotto aveva un permesso che aveva già stabilito con la società, e Munaretto aveva un problema alla caviglia, quindi abbiamo preferito non caricarlo visto che domenica c'è un'altra partita. E chi hai detto? Jason ha avuto un piccolo problema muscolare, ma niente di che. Patalano ha un problema al ginocchio, però insomma adesso lo stiamo valutando. Stai andando verso la definizione dell'11 titolare? Con i ragazzi scesi in campo oggi? No, li sto guardando, li sto cercando di alternarli, devo capire, insomma, devo conoscerli meglio, devo vederli anche in ruoli diversi, quindi queste partite servono anche a questo. Siamo ancora in fase sperimentale, diciamo così. Sicuramente sì, e siamo in fase di preparazione, quindi anche i carichi di lavoro sono abbastanza pesanti, quindi è normale che le gambe adesso non girino ancora a 1000. Petrovic lo vediamo a inizio della prossima settimana quando ritornate ad allenarvi, immagino. Sì, dopo rientrerà gradualmente perché appunto non sappiamo come ha lavorato lì a Castellammare, quindi si è fatto un po' male. Sì, aveva avuto una piccola elongazione muscolare, quindi anche lì è un attimo da valutare e da cercare di portarlo in condizione nel più breve tempo possibile, ma senza rischiare nulla. Beltrame, allora un altro test, questa volta contro il Montello, a prescindere dal risultato, secondo te com'è andata? Ma sicuramente il gran caldo fa da padrone in questo periodo qua, noi dobbiamo cercare di mettere più intensità, di mettere più determinazione, più coraggio nelle giocate, ci stiamo conoscendo, però l'importante è cercare di creare un buon gruppo che poi dovrà trasformarsi in squadra il prima possibile, prima dell'inizio della Coppa Italia. Come sta procedendo in tal senso la preparazione? La preparazione estiva è sempre dura, il gran caldo, ti ripeto, non aiuta, però dobbiamo andare sopra queste cose qua, anche le condizioni meteorologiche, perché se impariamo a fare le cose fatte bene in fatica, poi dopo in campionato sicuramente potremo fare delle cose importanti. Anche perché anche gli avversari potrebbero dire che faceva gran caldo, quindi... Sì, ma il caldo infatti è una condizione per tutti, che ovviamente essendo più avanti di preparazione il nostro allenatore ci chiede più intensità e quindi dobbiamo cercare di andare oltre questa fatica causata dal caldo. So che non è semplice, però è più una questione di atteggiamento, di mentalità che di condizione fisica, perché in questo momento è meglio andare forte 5 volte ma andare forte bene piuttosto che andare 10 volte così, quindi l'obiettivo è arrivare a questo il prima possibile. Tu personalmente come stai? Io personalmente mi sto riprendendo, ho avuto dei problemi causati dal dente del giudizio, sono stato sotto antibiotico fino alla scorsa settimana, quindi non mi sento ancora al top della forma, però devo lavorare, sicuramente mettere benzina nelle gambe in queste partite aiuta e sono contento. Come sono gli schemi del mister?
Sicuramente è un modulo nuovo, siamo tanti giocatori nuovi e quindi dobbiamo cercare di adattarci il prima possibile alle sue indicazioni, a quello che vuole, però è una persona preparata, è un mister in gamba, quindi sicuramente ci darà una mano. Si tratta di trovare la velocità anche. Sì, i carichi di lavoro adesso non ti permettono ancora di essere brillante e di avere quell'intensità che vorremmo avere. Sicuramente tante volte viaggia di più la mente che le gambe, quindi rischi di voler fare qualcosa una volta che l'hai pensato, poi dopo non riesci a trasformarlo con le gambe, però l'importante intanto è cercare di difendersi bene, creare una squadra compatta e poi dopo il bel gioco o presunto tale arriverà e quello non ci sono dubbi. Domenica tornate subito un'altra volta a giocare un amichevole, sono tantissimi test programmati. Ma diciamo che al giorno d'oggi le amichevoli sono quelle che poi dopo ti preparano di più a quello che succederà al campionato, e anche a livello proprio di corse sono delle corse molto propedeutiche a quelle che poi vai ad affrontare durante gli impegni ufficiali, quindi ben vengano le amichevoli, un po' meno il non riposo che non avremo in questi giorni, però è giusto mettere minuti nelle gambe ed è giusto farci trovare pronti per l'inizio delle partite ufficiali. Un nuovo compagno, Petrovic. Sì, è arrivato un nuovo compagno, sicuramente ci darà una mano, ha un problemino, sarà fermo qualche giorno, ma appena si rimette in sesto è sicuramente un attaccante forte di cui abbiamo bisogno. Oggi mancava anche Scott, quindi ecco davanti. Hanno giocato i giovani, ma si sono comportati bene. Sono tutti giovani che ascoltano, devono crescere, dobbiamo avere pazienza e un attimo di calma, di ambientamento, anche se il 30 agosto, il 7 settembre, dai, diciamo che quelle sono le due date X, sono vicine, quindi l'importante è creare la mentalità per arrivare pronti a quegli impegni, perché se la crei dopo diventa troppo tardi. La qualità in avanti c'è comunque adesso, è completamente fatta, insomma. Ma penso di sì, ma c'è qualità in ogni reparto e più che altro ci sono persone, uomini in ogni reparto che sono dei capitani e questa squadra deve avere in questo un valore aggiunto. Munaretto, Gucker, Scotto, io, Fedato, Artioli, Martinelli, sono tutti giocatori che hanno già fatto il capitano e a prescindere da chi porterà la fascia quest'anno è bene avere più capitani all'interno, ma penso che per l'esperienza e per quello che ci dà in campo Robert Gucker sia la persona adatta, ma ti ripeto, io sono dell'idea che quando si devono creare dei gruppi forti è giusto che ci siano più capitani all'interno di uno spogliatoio. Grazie. Prego. Perché hai scelto l'11? Perché ho vinto 3 volte il campionato con l'11 e quindi... Partiamo ovviamente dalla sua... E come mai eravate così in pochi? Perché state formando la rosa? Abbiamo diversi infortunati e diversi sono in vacanza, purtroppo la nostra realtà è questa, i ragazzi qua lavorano tutto l'anno e quando hanno una settimana eravamo molto... Avete tenuto bene, insomma, tutto sommato. Perché... mi aspettavo anche per la qualità del Treviso che è notevole, invece sono stato contento, più di quello che mi aspettavo ho visto, sono stato molto contento i ragazzi. Che prospettive avete quest'anno voi? E noi l'anno scorso siamo arrivati ai playoff, abbiamo cambiato diversi giocatori e l'obiettivo è fare un buon campionato, insomma salvarci prima di tutto e poi quello che verrà in più è tutto di guadagnato. Giocate con 4-3-3 o 4-5-1? 4-5-1 perché ci ha messo a difendere, però quando giochiamo con le nostre realtà giochiamo col 4-3-3 come modulo, poi ci adattiamo anche noi a delle situazioni di gioco. Quali sono i giocatori su cui puntate? Quali sono quelli di più, diciamo, che possono emergere? Oggi avevamo fuori per esempio Barbon, che è uno che ha fatto sempre categorie superiori, Serie D, eccellenza, ed è uno dal quale ci aspettiamo i gol. Però ci sono anche dei giovani interessanti, un paio di ex Treviso, insomma. Mi aspetto da tutti una crescita. Oggi è girone D? girone D. Ok, com'è questo girone?
Il girone livellato in alto secondo me quest'anno, tutte le squadre, anche le neopromosse, hanno allestito delle buone squadre, quindi non sarà semplice. La favorita secondo me è il Lia Piave, che è retrocessa ed ha un organico molto forte. Insomma. Come vede il Treviso? Treviso, ho visto dei giocatori di qualità, è chiaro che sono all'inizio, però io da ex giocatore del Treviso mi auguro che possano vincere il campionato, perché è una città, la piazza merita sicuramente categorie superiori. Insomma, è da ripetere il periodo che ha visto lei. Io sono stato fortunato, i miei compagni ancora di più, perché sono arrivati fino alla Serie A. Io giocavo centrocampista.